Eccoci qua, abbiamo lasciato la location dello CGIL e adesso siamo con i nostri primi interlocutori. Parliamo di ultracentenari. Se n'è già fatto, se n'è già parlato, ma è necessario, secondo me era anche importante, dedicare una puntata per capire cosa ci sta dietro questo grandissimo raduno che vuole superare un record, quindi qualcosa di straordinario di ultracentenari nel Veneto. Protagonisti sono loro, con le loro famiglie, ma soprattutto chi ha organizzato questo evento. Adesso vi racconteremo bene tutto e sarà anche bello capire il dietro le quinte, scoprire i segreti anche di tanta longevità. Ben arrivato dottor Fabio Toso, direttore generale Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, grazie anche a lei. Dottor Vincenzo Gottardo ci deve raggiungere e quindi come consigliere della provincia di Padova arriverà e ci racconterà l'aspetto politico, c'è anche un aspetto normativo molto interessante. Ben arrivato signor Alberto Fantuzzo, direttore della residenza Santa Chiara Civitas Vitae Angelo Ferro, sempre OIC, Buonasera. che si trova alla Mandria a Padova, grazie anche a lei. E poi eccolo qui, Walter Visentin, ultracentenario, ospite della residenza Santa Chiara Civitas Vitae Angelo Ferro. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Saluta Walter. Sì. Saluta pure. Sì. Chi saluto? Quelli che ci stanno seguendo. Che stanno vedendomi Esatto. alla televisione. Esatto. A casa. A casa. Sì. Allora. Sto pensando, quando che io vedevo le TV7, che vado in cerca di qualche notizia importante, perché a parte questa cosa, il TV7 mi è sempre servito anche per il sistema azionario. Ah, vede. Sì, perché il sistema azionario Rai 1, 2, 3 le hanno più fatte e allora andavo a cercare su TV7 il sistema azionario per capire bene, per poter avere i soldi per poter pagare dove che vado. Bravo, ecco, ed è questa una prima chicca di saggezza, mettere da parte con sani investimenti, saggi investimenti oculati dei soldini per quando un domani sarà necessario essere assistiti anche in strutture protette, è una cosa molto importante. Primo suggerimento del nostro signor Visentin, ve lo presento subito. Allora, 103 anni, 103, 104, direttore cosa dice? Più o meno 104 agosto. 104 anni ad agosto, scalò per primo. Il 13. Il 13 agosto. Leone. Del Leone, infatti stavo dicendo, segno zodiacale del Leone, quindi un portento. Scalò per primo assieme a Severino Casara l'arrampicata del Pelmo, quello spigolo nord-ovest del Pelmo che dovete attendere fino al 1973 per vedere un bis di quell'impresa. 1973 mi dicono. No, ho fatto nel 1936. Lei nel 36, sì, ma poi bis. nel 73 c'è stato il bis. Dopo. Oggi è ancora il ritratto della salute, lo si vede, e della determinazione e di una memoria eccezionale, ve lo dico io perché sa tantissime cose in tutti i campi. È lucido, scherza, è simpatico, ha tantissime esperienze da renderci partecipi, ma non avremo il tempo da dedicargli come sarebbe dovuto. E tra l'altro è seguitissimo, anzi lui segue tutti gli ospiti del Santa Chiara insieme ad altri centenari, vero direttore? Sì. Conferma, benissimo. Poi avremo anche altre, non è stato possibile portare tutti gli ultracentenari, comunque c'è Anna Griff che ha compiuto 103 anni lo scorso 19 agosto, la residenza Giovanna Maria Bonomo di Asiago Vicenza, Temis Lanaro che ha compiuto 100 anni martedì 28 novembre con una tempra incredibile, al Civitas Vitae Angelo Ferro e poi ce ne sono tanti altri, vero direttore? Io le dico soltanto due numeri, 1570 centenari ad oggi censiti nei 563 comuni del territorio veneto, di cui 98 a Padova. Poi c'è anche Vicenza che ne ha tanti. Certo, ma noi come Fondazione Opera Immacolata Concezione è dal 2008 che abbiamo pensato di festeggiare i nostri centenari, perché ne avevamo già abbastanza nelle nostre residenze, abbiamo sempre pensato di fare ogni anno una festa dei centenari. Però la curiosità era proprio quella che raccoglievamo le loro storie, le loro testimonianze e ci siamo resi conto di avere un patrimonio di storia, di cultura, di tradizioni che ci sembrava veramente un peccato non raccogliere, non celebrare, non ricordare. E poi l'altra cosa è che avendolo noi
fatto questa iniziativa per diversi anni, ci siamo accorti che di anno in anno aumentava questo numero di centenari e quindi anche da qui la curiosità di capire quanti centenari c'erano e a un certo punto abbiamo visto che in Australia hanno organizzato questo incontro di tutti i centenari e l'incontro ha portato a raccogliere 45 centenari. Ora, considerato che noi come Fondazione Opera Immacolata Concezione nelle nostre residenze abbiamo circa una cinquantina di centenari, ci siamo detti, beh, non ha senso che allora noi possiamo fare una raccolta solo dei nostri, un raduno solo dei nostri, proponiamolo un po' a tutti. Ma il significato qual è? Far sì che l'iniziativa di accogliere e di radunare i centenari fosse un momento di grande coesione sociale, questo voleva essere un po' il messaggio, quindi non qualche cosa solo riservato loro, ma attraverso di loro mettere insieme un po' tutte le fasce sociali e soprattutto, quello che per noi è sempre stato importante, anche tutte le generazioni, proprio perché quando si festeggia un centenario non c'è una famiglia con 2 o 3 persone, si cominciano a vedere le famiglie di una volta perché cominciano a essere figli, nipoti, pronipoti, arriviamo con centenari che hanno una decina di familiari quando si festeggiano i centenari, quindi anche questo è un po' un rimarcare quanto la famiglia fosse un pilastro della società e oggi vederle così numerose intorno a questi capostipiti per noi è veramente un segnale importante. Voi avete nelle vostre residenze, poi saranno invitate anche altre residenze, naturalmente ce ne sono tante, nel Veneto circa 400, poi quelle che potranno aderire perché bisogna anche spostare queste persone, sono fragili, delicate eccetera, comunque avete un patrimonio di memoria. Allora, quello che ci ha spinto a organizzare questa iniziativa è proprio questo e stiamo raccogliendo diverse storie veramente molto interessanti e la cosa simpatica è che stimolando il racconto di questi centenari vengono fuori delle iniziative, delle storie, dei racconti che anche alcuni familiari, alcuni nipoti non avevano sentito raccontare. Quindi la nostra iniziativa è proprio quella di cercare di rendere protagonisti assoluti i centenari. Noi abbiamo, grazie appunto al rapporto, alla collaborazione, alla spinta del consigliere Gottardo della provincia, che ci ha proprio aiutato a chiamare a tutte le province del Veneto, a fare in modo che chiamassero tutti i comuni del Veneto, in modo che fosse informata tutta la regione attraverso i comuni. Sapete che quando in un comune c'è un centenario che compie gli anni, c'è sempre il sindaco che va a fare gli auguri. Va a fare gli auguri perché avere molti centenari in un comune è un po' un segnale di qualità della vita, di qualità della vita. E quindi anche noi abbiamo detto, beh, insomma, mettere insieme e radunare questi centenari in fondo è un grande segnale di qualità della vita nel Veneto. Assolutamente, qui stiamo vedendo anche delle foto, sono commoventi, perché è stata un'altra festa di centenari limitata a una delle vostre strutture, no? Però ce n'erano parecchi. Questa residenza nostra, Centro Servizi di Via Nazareth, ha la tradizione ormai da qualche anno di fare una festa del quartiere. Le feste del quartiere ormai non sono tantissime, in questo quartiere noi chiudiamo la strada di fronte alla residenza, mettiamo un palco con della musica e portiamo i nostri centenari a contatto con la città. Quindi in questo spazio noi abbiamo i nostri centenari che frequentano questa, come dire, popolano questa festa, sono i protagonisti, ma diventano proprio, come ho detto prima, la motivazione per mettere insieme tutte le famiglie. Quindi abbiamo diversi anziani del quartiere che vengono a partecipare alla festa. L'ultima volta, pur festeggiando 6 centenari, si vede la foto della torta, abbiamo distribuito 450 fette di torta, perché sono venuti un po' sia dalla nostra residenza ma anche dal quartiere intorno. E diciamo avere questa occasione, rendere protagonisti loro, i nostri centenari, dice che ogni età della vita può essere piena di ruolo, piena di senso, piena di significato. E questo per noi, ecco, l'incontro, il raduno dei centenari vuole confermare e ribadire l'importanza di tutte le età e soprattutto il valore di queste storie, di queste vite vissute in anni sappiamo anche molto difficili. Assolutamente, però saranno stati gli anni difficili, però è stata l'annata che ha portato effettivamente a dei record di longevità incredibili che auspichiamo ci possono essere con le annate future, però quindi per capire un po' il segreto anche di tanta lunga vita, no? Ma il segreto di lunga vita, noi abbiamo chiesto ai nostri centenari di
di stilare un decalogo di quello che loro ritengono siano gli elementi importanti per poter avere una lunga vita. E devo dire che ci sono 2 o 3 elementi che sono abbastanza, diciamo, intuitivi, ma forse difficili da costruire, e cioè mantenere sempre delle buone relazioni, una vita attiva. E questo è un po' anche il senso di fare questo raduno, per ribadire che la socialità, la relazione combatte da una parte la solitudine e dall'altra incrementa le capacità di relazione e anche gli stimoli che sono quelli che rendono vivi. Quindi questa è un po' la motivazione, un'altra delle motivazioni che ci ha spinto. Anche per mandare un esempio, perché ecco, radunare i centenari non vuole essere qualcosa legato agli anziani, ma una proposta della società. Noi l'abbiamo voluto fare questo record perché per poter pubblicizzare veramente a tutti, al grande pubblico, infatti vi ringrazio di averci accolto in questa trasmissione, per far rendere noto al grande pubblico che veramente si può essere protagonisti a qualsiasi età, un po' una spinta per i giovani. Io fra l'altro ho visto un articolo del giornale in questi giorni dove si parlava di alcune migliaia di ragazzi dai 15 ai 29 anni che non si istruiscono e non cercano lavoro. Ecco, mi sento di dire che le storie di questi centenari ci dicono esattamente il contrario, cioè ci dicono quanto loro sono stati protagonisti, quanto sono stati veramente delle colonne per costruire questa società, la ricchezza della nostra società. Quindi ecco, anche raccontare queste storie secondo noi può essere uno sprone per tutti. Io vorrei dare la parola anche a lei, signor Visentin. Secondo lei qual è il segreto per invecchiare bene e stare bene? Il segreto Star bene. per star bene. Star bene, prima di tutto avere la mente libera, ma la mente libera vuol dire non occupata da tanti altri segmenti e pensare esattamente a tutto quello che si fa simultaneamente, pensare quello che si fa ogni minuto. Sembra impossibile, eppure ogni minuto noi facciamo una cosa e per arrivare a questa cosa bisogna far lavorare il cervello. Per esempio, lo sapete, la velocità che ha come si chiama, gli impulsi del nostro corpo. Noi arriviamo, mi sembra, a 150.000 chilometri all'ora, perché se lei fa una prova e sulla mano sinistra le si appoggia una larva o una mosca, simultaneamente la mano destra spinge via la mosca. Come mai? Ecco che la mosca ha fatto qualche cosa, il cervello l'ha sentita e ha ordinato ai muscoli di andare velocemente a buttare via la mosca che era sulla mano sinistra, della destra. Ecco, quanto tempo ci ha impiegato a fare questa operazione? 3 secondi. Allora, pensando che da dove si è appoggiata la mosca sulla mano sinistra e arrivare al cervello, mettiamo 1 metro, dal cervello e arrivare alla mano destra che deve muoversi 1 altro metro e dalla mano destra alla mano sinistra fare il movimento 1 altro metro. Quindi in un secondo noi abbiamo fatto 3 metri. Basta moltiplicare i 3 metri di 1 secondo all'ora e quindi tu vedi la velocità che noi elettrica abbiamo nel corpo umano. Quindi studiare sempre, bisogna studiare. Sì, esatto. Ma Walter, se posso, i consigli che tu dai di solito per chi ti chiede come si fa a vivere a lungo, per esempio sullo stile di vita, il modo di mangiare, la masticazione, ma sono anche, cose che ricordi sempre a tutti noi. Ma lo stesso anche nel lavoro. Non solamente la masticazione, guardare e pensare ogni cibo ha le sue caratteristiche. Poi, tra parentesi, io non riesco a capire che leggo delle questioni sui giornali
ma ci sono adesso 3-4 parole in inglese e quindi non riesco a capire che cosa vogliono dire. Sì. Ecco, non voglio entrare nelle discussioni, perché c'è stata una persona che ha abolito l'inglese nei giornali italiani, ma ad ogni modo quella persona non c'è più, ma è per altri motivi. E quindi, ma perché noi continuiamo sempre pensando che gli inglesi hanno girato il mondo dal 1300-1400 con le navi e non hanno mai imparato una lingua di dove sono andati. Sì. E perché? Perché per loro era la loro lingua migliore. Pensando se avessero guardato la loro lingua, era un po' di sassone, di mosaico, eccetera, e anche di arabo, un po' alla volta. Ecco, e dentro qualche mezza parola di francese, ma fatta, come si può dire, trasformata in inglese, con la pronuncia inglese. Ma perché la pronuncia inglese? Pensare che l'Inghilterra, prima che arrivassero i sassoni e i mosaici, prima era una foresta immensa. Però si sono evoluti. Sì, quindi, Però aiutaci Walter, sì. quelli che ci ascoltano dicono ma sa Come tante cose Walter, ma io non potrò imparare l'inglese nei miei anni che mi mancano, però qualche consiglio su come comportarmi. Sì, beh, i consigli di comportamento e di capire e di fare quello che, se uno fa un lavoro, capire come deve fare questo lavoro. Se è un falegname deve sapere che tipo di legno deve adoperare per fare questa cosa. Se vuole scrivere deve sapere in italiano, deve sapere ottimamente l'italiano. Io per esempio l'italiano non lo so, perché non ho fatto le 3 medie, perché io a 16 anni avevo ancora la quinta elementare e facevo ultimamente, prima facevo il borgo mi pare che si chiamasse, ossia dalla scrittura a mano lo tramutavo in piombo e facevo i caratteri di giornali, se no che mi hanno mandato a rappresentare la fabbrica il corteo di morte e quindi lì gli ho chiesto e mi hanno detto, avevo 14 anni, mi hanno detto che è morto per avemento del sangue. Boh, io avemento del sangue non sapevo neanche cosa fosse a 14 anni. Ecco, dopo 3 mesi, 4 mesi mi hanno mandato un'altra volta a rappresentare la fabbrica per un altro morto. Ma ho detto, ma come mai questi qua muoiono così giovani? Ho detto, 54, 53 anni, 52 anni, eccetera. Ho detto, perché? Ho detto, sempre quella è fatalità, la stessa persona che avevo trovato nella prima volta, il quale giustamente non mi ha detto che è morto anche questo per avvelenamento del sangue, ma bensì perché è morto. E allora è morto forza di andare alla ricerca come nel giornale, del Corriere della Sera, nel giornale, c'è la I. Come faccio io a capire la puntina della I da che parte si trova per metterla giusto nel giornale? Come faccio? Tale e quale come una signora che quando taglia un filo del filo per cucire e lo infila dentro nella cruna del lago e questo filo non entra, cosa fa? Lo mette in bocca bagnandolo. Ah, si è avvelenato. E allora anch'io, per sentire dove si trovava la puntina della I, dovevo bagnare in bocca e portare i cosi. E facendo in questa maniera qua, veniva aumento del sangue. Io dopo 11 mesi ho visto che questi muoiono giovani e per aumento del sangue, ho tagliato la corda e ho cambiato mestiere. Si avvelenavano praticamente, bravissimo. Ecco, allora... questo è un altro il mestiere. Allora, adesso i giornali si stampano diversamente. Per favore, diciamo agli spettatori quali sono i segreti che ti hanno portato ad arrivare quasi a 104 anni,
masticare bene, coltivare le cose importanti della vita. Vai. Questa è la cosa più importante che ci sia, ossia, un momento, è tutto un assembramento, sembra più possibile, ma il mondo è tutto un assembramento e noi, il nostro vivere, il nostro essere, è tutto un assembramento della farina bianca, del grano turco, di questo, di quello, di quell'altro. Questa è la cosa. Per esempio, Vesuvio diceva che sono tutti, come si dice, polentoni. Perché? Perché il pane costava troppo e allora tutti mangiavano la polenta. Ma è strano, ma la polenta da dove è arrivata? Dal grano turco? Ma il grano turco da dove è nato? In America? Quindi dobbiamo ringraziare Cristoforo Colombo, quando che ha portato qua l'America, il grano turco. Questo è, ci vedo, perché la polenta va benissimo, ottimamente col baccalà. Quindi polenta e baccalà, alimenti semplici, ecco, genuini. Basta venire a Vicenza, che è la città, anzi più che a Vicenza città, c'è un paese dove che è il paese del baccalà, Sandrigo. Sandrigo. Sì. E questo, quindi se io so queste cose qua vuol dire che mi sono sempre interessato anche del cibo e da carne. Quindi Walter, la curiosità è quella che ti ha sempre dato lo stimolo, Sì, va bene? Ecco, È così? Allora, per capire questo qua che curiosità è, io vi chiedo, sapete che la vostra vita è formata in 4 parole? Tutta la vostra vita. Quali sono? Ci sono 4 parole. Ce le dica. Guarda, ma guarda. Osserva, ma osserva. Scruta, ma scrutare benissimo su tutti i campi di vista. E hai dedotto di vivere così. Chiaro. Queste sono le 4 parole della vita di ognuno. Allora io adesso... Dopo aver fatto i 3 e aver scrutato per tutto, io invece non sono ancora arrivato a decidere, perché sto ancora scrutando, perché ho scrutato una piccola cosa che nessuno che chiedo a tanta gente il motivo perché sono nati. Nessuno mi sa rispondere, ossia mi risponde a me o chiedo a mamma e a mio papà, mi dicono, no io, ecco, ma scusa un momento, ma i primi microrganismi che si sono messi d'accordo sulle altre, come mai hanno fatto questa questione? E che hanno costruito anche un cervello che sapevano che esistevano già allora, 2-3 milioni di anni fa, quando noi siamo nati, e c'erano le onde elettromagnetiche. Ciò che le onde elettromagnetiche le ha scoperte un signor tedesco facendo le prove di energia elettrica con la rana. Allora, esatto, io lo interrompo un attimo perché noi siamo arrivati invece alla pubblicità. Allora, con le parole sagge, dopo direttore le do anche la parola, anche a lei, del signor Visentin, che riflettete su quanto ha detto, perché ci sono delle piccole cose che non dovete farvi sfuggire, dette da chi sta ragionando, si evolve, e ha scritto anche peraltro un bellissimo manuale, prima o poi speriamo che lo pubblichi, ma a parte questo andiamo in pubblicità qualche secondo, io vi aspetto sempre sul canale 19.